Non può bastare la buona volontà dell'ULSS 12 e di alcuni sindaci. Servono disposizioni con cui ordinare a tutti i sindaci del Veneto un comportamento uniforme che rispetti il diritto del cittadino di avere informazioni e dati obiettivi, non opinioni. Lo hanno detto in 300, praticamente da tutto il Veneto, con una lettera indirizzata al presidente della regione, Carlo Bernini. Si parla soprattutto di radioattività, ma non solo, anche dell'inquinamento dell'acqua. Si chiede informazione. Il fatto strano è che l'iniziativa non è una vera e propria petizione, non è stata pubblicizzata. È partita una settimana fa dall'idea di un amante della natura, Ruggero Del Favero, che vive a pochi passi da Nervesa. Che ami la natura lo si vede da come vive. Detto fatto, la lettera, propagandata unicamente da Del Favero e dai suoi colleghi di lavoro, ha raccolto subito 300 firme da Treviso, Mogliano, Venezia, Belluno, persino Verona. Sì, è nata proprio spontaneamente in quanto ha avuto l'idea, da lì parlatone con amici, così, colleghi d'ufficio, si è sviluppata e diciamo che ha preso sopravvento, tanto che non ci si aspettava un numero così elevato di firmatari. Come mai proprio al presidente della regione? Ma perché in questi giorni si legge sul giornale, o almeno abbiamo letto, adesso non so di questi giorni ultimi recenti qui cosa abbiano scritto, no? Ma si leggeva di questi sindaci che dicono, propongono, ma non è che siano drastici nel proibire, visto che ci sono livelli di contaminazione in certi cibi che superano quelli previsti dalla legge come massimi, no? Allora, se non è il capo della regione che appunto impone ai sindaci di avere un comportamento uniforme. La lettera è stata consegnata ieri a Palazzo Balbi con un allegato, un articolo che riporta uno studio sperimentale sulla capacità di alcuni composti estratti da alghe marine di inibire l'assorbimento intestinale di metalli tossici. L'informazione per i firmatari è l'unico modo per avere gli strumenti per salvaguardare la propria vita. Non si attendono quindi risposte, ma fatti concreti.